Oggi siamo qui per presentare il progetto Agire, i risultati del progetto Agire, un progetto che il coordinamento del volontariato della Sinistra Piave ha seguito come capofila e che mira a stimolare nei giovani, soprattutto nella fascia più giovanile, la propensione a partecipare al mondo del volontariato, ad impegnarsi nella comunità. Crediamo che i risultati ottenuti siano molto importanti e progetti di questo genere servono sempre di più a coinvolgere in una dimensione umana e sociale le giovani generazioni, di cui abbiamo estremamente bisogno sia come inventiva che come prospettiva e modalità di visione del nostro futuro del sociale. Il progetto Agire, come Caritas Diocesana e Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, ci ha visto insieme alle altre realtà protagonisti di questa azione. È stata una cosa molto entusiasmante dal punto di vista anzitutto dei ragazzi che sono stati coinvolti dentro questa esperienza di volontariato, ma poi anche per dare anima al volontariato stesso che spesso nelle associazioni della nostra realtà soffre una mancanza di cambio generazionale. E quindi fa bene sia ai ragazzi perché sperimentano la bellezza del farsi a servizio degli altri, sia anche delle nostre associazioni perché rinnovano l'entusiasmo e guardano avanti con futuro. Ecco, io mi auguro che questa non sia soltanto una parentesi che ci ha visti coinvolti in questo anno, pur bella, entusiasmante, ma un seme che getta speranza per dare continuità a questo stesso progetto, magari in altre forme, ma con le stesse finalità. Il progetto Agire è un progetto molto importante perché promuove l'educazione alla cittadinanza attiva tra i giovani e unisce poi i giovani al mondo del volontariato, creando anche questi ponti intergenerazionali che sono fondamentali sia per i giovani che così scoprono effettivamente il mondo del volontariato, ma anche per le associazioni che così hanno modo di valorizzare il tempo che dedicano a tutte le attività che fanno nel territorio. E importante è stato anche il coinvolgimento delle scuole che hanno aderito e che hanno dato la possibilità di coinvolgere i giovani. Sono stati infatti quasi 1000 i giovani coinvolti nelle attività scolastiche e di questi 50 hanno poi deciso di dedicare il loro tempo alle associazioni, con appunto l'augurio che rimangano all'interno delle associazioni, generando poi effettivamente un benessere non solo per loro, che diventa un'opportunità di crescita importante, ma anche appunto per le associazioni e per la comunità tutta.